Stefano Longo, presidente di Fondazione Cortina, finalmente ci siamo, un momento storico perché Cortina è una delle poche località al mondo a aver ospitato due edizioni dei Giochi Olimpici. Adesso possiamo dirlo, Cortina assieme a Lake Placid, St. Moritz e Innsbruck è una delle 4 località al mondo che hanno avuto l'opportunità di ospitare per ben 2 volte i Giochi Olimpici invernali. Ciò che è anche molto importante è che dopo 20 anni le Olimpiadi invernali tornano in Europa e tornano in Europa dopo essere stati 20 anni fa a Torino nel 2006, quindi non solo per Cortina ma anche per l'Italia è un grandissimo momento per lo sport in generale, ma in particolare in questo caso anche per gli sport invernali, con una particolare attenzione. Negli ultimi anni, negli ultimi decenni, in particolare 10-15 anni, il mondo del paralimpismo si è evoluto in una maniera incredibile, è un'attività sportiva, il mondo paralimpico, che sta veramente acquisendo grandissima attenzione da parte di tutti, come è giusto che sia. E sempre di più le Olimpiadi vanno ad integrarsi con le Paralimpiadi e questo secondo me sarà la vera evoluzione dell'evento olimpico nel futuro, l'integrazione con il mondo paralimpico. In questi giorni si parla soprattutto dei Giochi Olimpici, ma dal 6 di marzo al 15 di marzo Cortina sarà anche la casa dei Giochi Paralimpici. Sì, diventa la casa dei Giochi Paralimpici per una settimana circa, un po' di più, dal 6 al 15 di marzo, sede della cerimonia di chiusura presso lo Stadio del Ghiaccio, l'80% delle medaglie verrà assegnato a Cortina d'Ampezzo. Secondo me Cortina d'Ampezzo questa cosa se la merita perché ha saputo negli ultimi anni prestarsi con un'enorme attenzione ad alcuni grandi eventi paralimpici, in particolare le finali di Coppa del Mondo del 2023 e nel 2024 un evento, mi piace dire unico a livello mondiale, è stato quello del collegamento fra le gare di Coppa del Mondo di sci alpino femminile ed esattamente una settimana dopo, con le stesse strutture, la stessa pista, la stessa lounge, creare e realizzare le gare di Coppa del Mondo paralimpiche. Quindi questo è stato secondo me un passaggio molto importante. Cortina è la grande casa dei grandi appuntamenti sportivi invernali, oggi ma anche tra 2 anni perché nel 2028 giochi giovanili. Attenzione ai giovani, attenzione che è stata data anche da Fondazione Cortina con il suo progetto. Altro programma, appunto le Olimpiadi giovanili del 2028, Valtellina, Dolomiti, Cortina e la pista Eugenio Monti saranno al centro dell'attenzione in quel momento, in particolare per il bob, lo scheletro e lo slittino, quindi sarà un altro momento molto importante, però mi piace ricordare che a questo colleghiamo anche uno dei nostri progetti, definiamoli sociali. Noi abbiamo sviluppato in questi anni alcuni progetti, in particolare il progetto scuole, il progetto volontario dolomitico, ma anche un progetto molto sostanziale per il mondo dello sport, che è il progetto giovani. E mi piace dire che dei 22 ragazzi e ragazze, atleti olimpici, atleti normodotati e paralimpici, che hanno ricevuto le attenzioni di Fondazione Cortina, ben 12 sono stati convocati per le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Questo è un enorme risultato. Ma di questi 22 altri 4 non convocati per le Olimpiadi e le Paralimpiadi operano con grande professionalità all'interno dello Stadio del Ghiaccio per le attività legate al curling olimpico e al chair curling poi nel periodo paralimpico. Quindi successo enorme secondo me, questa è una cosa che mi dà una soddisfazione grandissima. Ringraziamo ancora il Presidente Stefano Longo. Grazie a voi.